Si dice che Venezia sia una delle città più fotografate al mondo. Cosa potevo aggiungere attraverso le mie fotografie, le migliaia di fotografie che su Venezia si recuperano un po' ovunque, soprattutto in rete? Ho pensato di concentrare la mia attenzione su uno degli aspetti poco noti, comunque poco rappresentati della città, i giardini, in particolar modo i giardini privati, non delle dimore storiche, ma i giardini delle case, delle residenze, quei giardini che vengono comunque utilizzati, che entrano a far parte della vita domestica di chi risiede a Venezia. Sicuramente l'idea che Venezia sia una città di verde non è sfuggita a molti, in particolar modo i giardini storici, giardini di ville nobiliari. Mi sembrava però più curioso e più interessante mostrare, e qui mi ripeto, l'idea che all'interno di una città vissuta ci siano dei giardini che entrano a far parte della vita domestica e quindi sono dei giardini come possono essere i giardini di una qualsiasi città, di una qualsiasi periferia anche. Questo lavoro che io l'ho portato avanti dall'inizio dell'anno di febbraio 2013, l'ho un attimo concluso a settembre appunto di quest'anno grazie all'incontro con Cristian Guizzo, che è l'altro autore di questa mostra. Il lavoro che presento alla Galleria Browning di Asolo riguarda le isole del territorio veneziano. In particolare la mia attenzione si è concentrata non tanto su quelle isole del cosiddetto turismo di massa, per intenderci Murano, Burano, Torcello, bensì su quelle isole che sono un attimo fuori da queste traiettorie. Infatti mi sono concentrato soprattutto sull'isola della Certosa, sull'isola di Mazzorbo, sul Lido e su queste isole con Termini. Ecco, la mia attenzione è stata l'ho posta soprattutto sul territorio, sul paesaggio. Per me questo tipo di lavoro è una cosa forse, come posso dire, un po' nuova rispetto ai lavori che ho fatto precedentemente, nel senso che ormai dal 2005 che io sto facendo dei lavori sulle città europee e per me affrontare il paesaggio all'interno del sistema lagunare veneziano è stato una cosa molto particolare. Sicuramente per me queste isole hanno un significato intenso perché io ho vissuto per parecchi anni a Lido di Venezia, però come posso dire, i miei lavori hanno cercato di non concentrarsi sull'aspetto architettonico, bensì sull'ambiente naturale.